Ho perso circa 700.000 euro. 700.000 euro sono una cifra enorme. Certamente che è una cifra enorme. È i risparmi di una vita e di una vendita di un'azienda. Per cui io avevo investito perché c'era la... Se glielo chiedo con questa brutalità, ma lei ha ancora qualche cosa per vivere? No, io avevo investito in azioni di Veneto Banca. La testimonianza di questo imprenditore di Montebelluna è solo la punta dell'iceberg del terremoto scatenato dalla crisi delle banche popolari venete. C'è chi ha perso qualche decina di migliaia di euro e chi invece una cifra a 5 zeri. A Crespano, all'incontro pubblico tra risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, trasmesso in diretta da Rete Veneta durante Focus, il talk show condotto dal direttore Luigi Bacialli, si incrociano le storie di chi si è visto assottigliare il conto corrente fino a vedersi quasi azzerare i risparmi di una vita. Diciamo intorno ai 50.000 euro, così insomma, ma poi siamo anche altri in famiglia. Ho dei familiari che hanno subito una perdita molto consistente. Sua madre mi diceva che ci ha messo tutti i risparmi. Sì, non voglio dire la cifra perché però È una cifra molto significativa. Molto significante, sì. Lei ha il suo TFR nella banca. Il TFR? E lo voleva ritirare. Volevo ritirare e non me lo danno, basta. Ma alla vigilia dell'assemblea dei soci di Veneto Banca, inevitabile che l'incontro si concentrasse su quel sì o no alla SPA che fa discutere, se non addirittura litigare, in platea come sul palco. I promotori dell'incontro, alcune associazioni di difesa dei risparmiatori, sono per il no, ma la platea non è compatta. C'è anche chi osserva come tra gli organizzatori non tutti siano correntisti, in un clima in cui comunque alla fine i partecipanti sembrano uscire mantenendo l'opinione con cui erano entrati, dubbi compresi. Stasera sono venuto a sentire questi signori, però alla fine non sono riuscito a capire mica tanto. Io non ho trovato l'alternativa qua dentro, ho trovato la incassatura e basta. In prospettiva, col piano 2015-2020 elaborato da questo nuovo Consiglio, la banca sarà in attivo, allora ecco aumenta il valore delle azioni. Una nota di ottimismo, ma non tutti possono permettersi il lusso di poter aspettare così a lungo.